Gentili ascoltatori di Radio Conegliano, amici telespettatori di Veneto Club, buongiorno e ben ritrovati in un nostro nuovo appuntamento dedicato ai nostri speciali, alle nostre interviste. Da qualche settimana ci fa compagnia l'associazione Renzo e Pia Fiorot, che siamo felici davvero di ospitare e che saluto nella persona del suo fondatore e presidente Silvano Fiorot, sempre nostro amico e gradito ospite. Silvano, buongiorno, grazie per essere qui anche oggi. Grazie a voi della vostra... Ecco, è un'associazione che da 33 anni si occupa di volontariato e si occupa delle persone meno fortunate, un'associazione riconosciuta da tutto il territorio, ma non solo, per la sua opera di volontariato. Proprio all'inizio del mese di febbraio, in realtà l'ultimo giorno di gennaio, è partito il corso, il 21esimo corso di formazione per volontari di accompagnamento presso le sedi di terapia ed assistenza domiciliare al malato oncologico, un corso organizzato da 21 anni appunto dall'associazione Renzo e Pia Fiorot. Ed oggi abbiamo il piacere di avere con noi due volontari che vi vado subito a presentare, che hanno accettato il nostro invito, e sto parlando del signor Franco Riboldi, che è alla mia sinistra. Da 15 anni, Franco, lei è collaboratore e volontario dell'associazione Renzo e Pia Fiorot con la mansione di trasportatore. Ho detto trasportatore, bene? sì, Bene. perfetto. E salutiamo anche Lorenzo Tonon alla nostra destra di San Fior, che si occupa di assistenza domiciliare e presso l'hospice. Ma lascerei subito, Silvano, la parola ai nostri volontari. Comincerei appunto da Franco Riboldi, che si presenta e racconta un po' quella che è la sua esperienza come volontario presso l'associazione Renzo e Pia Fiorot. Franco. Buongiorno, mi chiamo Franco Riboldi, ho 74 anni e abito a Conegliano. Ho cercato di collaborare con l'associazione Fiorot, è da circa 20 anni che collaboro, e prima di iniziare ovviamente ho voluto informarmi di com'era questa associazione, di come funzionava, di cosa faceva, se aveva un aspetto trasparente, e man mano mi sono trovato coinvolto proprio come in una famiglia. Ho iniziato e mi sono dato volontario per 2 trasporti alla settimana. E durante tutti questi anni che ho collaborato ho capito molte cose. Ho capito che la gente a fronte di una malattia oncologica ha veramente bisogno. Queste persone devono affrontare una strada tutta in salita, piena di difficoltà, e in modo particolare sento la voglia di collaborare per le persone anziane che rimangono a volte sole, vedove coi figli lontani, e hanno questi problemi. Cosa faccio? Sento che hanno bisogno, e allora portandoli a fare le varie terapie, si confidano, dopo qualche giorno si confidano, chiedono aiuto, e noi io cerco di dargli un conforto, di fargli vedere una visione di serenità, e cerco anche di praticamente cercare di farli camminare con le proprie gambe, perché non sempre l'associazione può essere presente. A un certo punto devono cercare di autogestirsi. Tutto questo viene da una nostra valutazione, da una mia valutazione, cioè vedo il paziente in che condizioni è psicologicamente, vedo il paziente, cerco di fargli vedere una visione di serenità per ogni domani, e ovviamente l'associazione è un bene molto importante, è una cosa che abbiamo in zona, dobbiamo cercare di sostenerla tutti. Fare il volontario è una cosa che penso che nasce dal cuore, nasce dal voler aiutare qualcuno,
bisogna avere, almeno bisogna avere una certa disponibilità, bisogna avere una certa pazienza, perché a volte anche negli ospedali si aspettano ore e ore per fare visite, per fare eccetera eccetera, ci vuole tanta pazienza. Ecco, uno che vuole affrontare questa collaborazione presso l'associazione deve cercare di capirsi e essere appunto disponibile, ma con tanta pazienza. Ecco, signor Franco, lei in quasi 20 anni di contributo ha sicuramente dato tanto del suo tempo e della sua grande dedizione. Che cosa ha ricevuto in cambio? Quali sono state le esperienze che... Ecco, le esperienze ritorno. Io ho portato sia di giovani, di persone giovani, sia di persone anziane. La tenerezza me le fanno le persone anziane, proprio quelle bisognose, molto sole, e cercano, vedo che ti cercano, cioè è un grazie, ricevi grazie, tanti grazie, ma quel grazie lì è dato dal cuore, non è dato dalla bocca, è dato dal cuore, da queste persone che veramente si aggrappano, perché per loro è tutta una difficoltà. Ecco, ci si avvicina al mondo del volontariato, a volte per anche un'esperienza personale, a volte perché si ha del tempo da dedicare. Io appunto anni fa, dopo che sono andato in pensione, ho detto: qui cosa faccio? Devo fare qualcosa. Sono venuto a conoscenza di questa associazione e ho detto provo, vedo un attimino come funziona questa associazione, se mi convince provo e vado avanti. Ho conosciuto il signor Silvano, che mi ha dato subito una super fiducia e praticamente è 20 anni che vado avanti a fare questa collaborazione. Perché? Perché ho capito che bisogna mantenere viva questa associazione, ho capito che oggi da un anno all'altro a tutti può capitare di aver bisogno di questa associazione, e purtroppo anche queste malattie oncologiche sono in continuo aumento. Di conseguenza ben venga un'associazione del genere, ben venga un'associazione che sia sostenuta e che vada avanti anche per il futuro. Grazie signor Franco. Ecco, Silvano, un'associazione, la vostra, Associazione Renzo e Pia Fiorot, che conta quanti volontari in totale? Fra volontari dei servizi che trasporto e assistenza. Dopo abbiamo tutta la struttura, psicologi, medici che vengono a fare visite gratuite, operatori volontari che ci aiutano alle manifestazioni, siamo oltre 200. Ecco, pensate, e ognuno ha la sua specifica competenza, ha il suo ruolo. Abbiamo parlato con Franco, che è un volontario, tra virgolette, diciamo, specializzato nel trasporto degli assistiti e dei pazienti, ecco, nelle sedi dove vengono prestate le cure. E adesso darei la parola a Lorenzo Tonon, che è un altro volontario, che però, diciamo così, ha la specializzazione, diciamo, è un assistente che si occupa di assistenza domiciliare e presso l'hospice. Lorenzo, sì, buongiorno. Mi chiamo Lorenzo, sono del comune di San Fior e ho altre esperienze. Prima di entrare nell'associazione Fiorotto ho fatto altre esperienze, ho fatto 7 anni di Croce Rossa a Conegliano, e poi nell'86, quando è scoppiato il nucleare a Chernobyl, abbiamo anche creato il gruppo di volontariato anche là, per far venire i ragazzi qua nel nostro paese, per cambiare aria, cambiare il modo di mangiare, e questa era una specie di prevenzione. Poi nel 2000 ho visto che formavano, l'associazione Fiorot formava delle persone per l'assistenza domiciliare, e ho frequentato questo corso. Nel 2000 il corso era suddiviso in 2 fasi. La prima fase era per tutti quanti, comunicava, preveniva,
anche il modo di come mangiare, di come vivere, di cosa evitare, e a quel punto poi, terminato il primo pezzo di corso, avevamo un colloquio con il nostro dottore, che anche là ci chiedeva il motivo di questo nostro partecipare al corso. E allora io ho risposto che era il donare che il ricevere. E poi ho frequentato anche il secondo pezzo di corso e terminato ho iniziato a fare assistenza. Mi ricordo che da allora ho avuto l'opportunità di seguire molti casi e devo dire che proprio su tutti dentro il mio cuore li porto tutti qua, me li ricordo tutti. Ho dovuto anche ricredermi sulla risposta che ho dato quel giorno al nostro psicologo, perché è più quello che io ho ricevuto che quello che ho dato. Mi ha insegnato ad essere anche molto più umile, nel prendere la vita con molto meno affanno e dedicare un po' del mio tempo libero a queste persone meno fortunate, a persone che magari fino a qualche giorno fa le vedevo in paese e poi non le vedevo più, e allora vuol dire che avevano bisogno di un po' di aiuto, del nostro aiuto. Noi entriamo in silenzio in queste case, accettando come sono, dando però una certezza di percorrere un tratto della nostra strada, della loro vita insieme. Condividiamo momenti di conforto, ma anche momenti di sconforto, molto intensi, come i miei ultimi 2 casi, l'aspettare con ansia e molta devozione il sacerdote che porta la comunione alla domenica, perché la mia assistenza fino a un anno fa era solo di domenica, lavorando, quello era il mio tempo libero. E sentire queste persone che ringraziavano il Signore di come erano, questo mi ha insegnato molto, mi ha insegnato. Via via che passa il tempo, in quella famiglia si instaura un rapporto sempre più di fiducia e di dialogo, anche in argomenti privati, domandando consigli e conforto, avendo però la certezza che tutto quello che si dice in quella famiglia rimane là in famiglia. Questo è il famoso codice deontologico che contraddistingue il volontario e non solo il volontario. Una cosa molto importante per noi volontari è il saper ascoltare, perché molte volte l'ammalato ha bisogno di parlare, sfogarsi, perché con un familiare non ha paura di creare tensione, ha paura. Sappiate che se avete intenzione di dedicare un po' di vostro tempo libero agli ammalati, non sarete lasciati soli. Il gruppo volontari si trova una volta al mese e si può parlare liberamente, si può esporre le proprie difficoltà senza essere giudicati. Il nostro gruppo volontari e anche trasportatori è seguito dalla dottoressa Stefania, che è una dottoressa molto preparata e che ci mette a nostro agio. Poi ultimamente abbiamo un'altra esperienza, siamo entrati in assistenza all'Hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto, un posto meraviglioso. Là è un posto molto accogliente che ti mette a tuo agio, e non solo noi volontari, ma anche l'ammalato stesso si sente a suo agio, non ha più il peso di questa malattia, e hanno le cure palliative che sono partite nel 2013 mi sembra, prendersi cura della persona, mettersi al servizio del più debole, è questo il nostro slogan. La nostra missione.
Ecco, purtroppo il tempo a nostra disposizione è sempre poco, ma noi, come ormai siamo abituati, avremo ancora modo di ospitare con noi Silvano Fiorot, l'associazione Renzi Pia Fiorot, che ormai è di casa qui negli studi di Veneto Globe e di Radio Conegliano. Una puntata davvero interessante quella di oggi, dove abbiamo avuto modo di ascoltare le testimonianze di due volontari, che noi salutiamo e ringraziamo, Franco Riboldi, volontario trasportatore. Salutiamo e ringraziamo Lorenzo Tonon, che abbiamo appena sentito, si occupa di assistenza domiciliare presso l'Hospice. Salutiamo anche Silvano Fiorot. Silvano, grazie e complimenti, e ricordiamo con i saluti che è in corso il 21° corso di formazione per volontari di accompagnamento presso le sedi di terapia ed assistenza domiciliare al malato oncologico. Il corso si sta tenendo a Mareno di Piave, in piazza Municipio 42, presso la sala riunioni del centro sociale a Mareno di Piave. Siamo già giunti ormai al quarto lunedì, il prossimo sarà il quarto lunedì, il corso terminerà lunedì 10 aprile. Ecco, un gruppo di volontari che sfiora le 40 presenze, credo, ecco, quindi davvero un gruppo nutrito che è preparato e formato, lo ricordiamo, da docenti titolati e molto esperti nell'ambito, ecco, dell'assistenza e dell'attività appunto ospedaliera. Grazie a tutti gli amici di Veneto Globe per averci seguito, grazie agli amici di Radio Conegliano per averci ascoltato. Da Michele Borella un augurio di un buon proseguimento all'ascolto e alla visione dei nostri programmi.